Sanificazioni, stop agli assembramenti, ma anche vecchie questioni come il cimitero di Pianogatta sembrano risolversi. Torna l'incubo dell'autocertificazione, serve per spostarsi da un comune all'altro e sempre di notte dalle 22 alle 5. Chi sono i congiunti questa volta? L'ultimo decreto consente di incontrare i propri affetti stabili solo all'interno dello stesso comune. Protesta nazionale delle TV locali, a reti unificate chiedono di mantenere viva la pluralità dell'informazione. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo degli ultimi provvedimenti presi dal sindaco di Agrigento Franco Miccichè, il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Tra le tante iniziative intraprese dal neosindaco Miccichè c'è quella relativa all'ospedale di Agrigento in un momento di grande emergenza, presa in comune collaborazione con l'ASP di Agrigento, con il dottore Zappia e l'assessore regionale alla sanità Razza, che vede l'aumento dei posti letto destinati al Covid-19 passare da 28 a ben 80 unità. Ho sentito parlare anche, o invocare anche ospedali da campo perché giustamente la gente è preoccupata per l'aumento dei casi positivi per quanto riguarda il Covid-19. Ma perché parlare di ospedali da campo che sono poi sempre delle tende, per quanto attrezzati sempre delle tende precarie? Ebbene, ho ripetuto giorni fa e lo ripeto ora, grazie al mio intervento con l'assessore regionale alla sanità Razza e il direttore, o meglio il commissario straordinario dell'ASP di Agrigento, il dottore Zappia, siamo riusciti ad ampliare da ben 28 posti di degenza ordinaria per Covid-19 a 80 posti per Covid-19, 80 posti di degenza ordinaria per Covid-19. Io penso che già è un numero eccessivo per quanto riguarda la cittadinanza di Agrigento, però almeno i miei cittadini possono stare tranquilli perché finalmente in caso di infezione e in caso di ricovero, finalmente il cittadino non dovrà fare il viaggio della speranza cercando un posto libero nei vari nosocomi provinciali o addirittura regionali. Finalmente la mia Agrigento avrà l'assistenza sanitaria che si merita. Il sindaco ha anche firmato l'ordinanza per tumulare le salme che si trovano a Pianogatta sin dal luglio 2019. Oggi ho firmato l'ordinanza per tumulare quelle salme che si trovano a Pianogatta nel deposito ben dal luglio del 2019. Ci sono moltissime salme, ma alcune di queste stazionano lì da più di 1 anno e mezzo. Esiste un regolamento di polizia mortuaria che vieta questo. Il sindaco è la massima autorità sanitaria della città. Il sindaco può requisire i loculi a causa di emergenza igienico-sanitaria, perché un feretro non può restare 1 anno e mezzo non tumulato. Il sindaco può quindi ordinare la tumulazione di queste salme nel rispetto proprio delle stesse salme, nel rispetto proprio dei congiunti che finalmente hanno una tomba dove andare a piangere, dove andare a appoggiare dei fiori. Questo nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria, questo nel rispetto della mia autorità come massima autorità igienico-sanitaria della città, questo perché l'ho ritenuto giusto ed è doveroso fare questo dono ai miei concittadini. Provvedimenti sono stati presi anche per la zona di San Leone, per l'osservanza del divieto di assombramento per domenica prossima. Io oggi ho partecipato al Comitato di Sicurezza in Prefettura, assieme anche agli altri organi istituzionali. C'è un divieto di assembramento che impone il decreto del Presidente del Consiglio Conte. Ho soltanto firmato un'ordinanza di divieto di assembramento per domenica prossima, dalla fine del viale Viareggio, lungomare Falcone Borsellino fino a Piazzale Giglia. Divieto di assembramento, così come prevede il decreto Conte. Perché ho fatto questo? Perché domenica scorsa mi sono accorto che in Piazzale Giglia c'erano assembramenti, ragazzi raggruppati e senza mascherine. Lo stesso all'inizio del lungomare Falcone Borsellino, in prossimità del parcheggio vicino al Parco delle Giostre,
Anche gli assembramenti, perché la gente va a comprare dove gli ambulanti abusivi che vendono merce contraffatta, la gente quindi va a comprare presso quegli ambulanti e si creano anche lì degli assembramenti. Ecco cosa ho fatto, niente di particolare. Sul lungomare si potrà fare di tutto, passeggiare, fare sport, ma non si potrà fare assembramento, così come previsto dal decreto nazionale. Secondo quanto comunicato dall'ASP, il numero dei contagiati dal coronavirus in provincia di Agrigento aumenta fino a 1109. I ricoverati in ospedale sono complessivamente 62, le persone in quarantena sono 579, le vittime sono 29 in totale. I comuni che risultano avere un maggior numero di pazienti in trattamento sono Agrigento 55, Canicattì 71, Favara 43, Licata 56, Sambuca di Sicilia 83 e Santa Margherita di Belice 52. Noi siamo in schema del governo, questo posso pensare. Noi lo comandavamo il governo, poi lo comandano il governo. Quello che chiediamo è di farci lavorare, il nostro diritto al lavoro è questo, dato che molta gente purtroppo è rimasta a casa, perché così, come dobbiamo lavorare così, quindi abbiamo dovuto lasciare molti dipendenti a casa e quindi non è una cosa giusta. Mettete più controlli allora, mettete controlli e permettete a noi di lavorare. Anche perché vi siete adeguati a marzo alle nuove misure, avete fatto... Certo, di tasca nostra, tutto a norma, abbiamo messo tutto a norma, abbiamo rispettato tutte le regole possibili, non credo che il virus se ne venga nel bar o nei ristoranti, quindi dateci la possibilità di lavorare. Siamo proprio arrivati alla frutta. Non c'è niente da fare perché con questi provvedimenti che hanno adottato solo nei nostri confronti, perché questo accanimento così, come dicono loro giustamente, contro bar, ristoranti, non è una cosa che può funzionare. Per gli sbagli che giustamente hanno fatto malamente, hanno fatto loro, perché non è che perché non fanno posti letto, non ci sono terapie intensive, devono pagare sempre i soliti poveretti, quelli che la mattina si alzano per andare a lavorare. Non è una cosa questa che si può capire. Poi aiuto, si parla, si fa aiuto, ma quale aiuto? Mia figlia ha un'attività, si è buttata in questo settore che diciamo che con tanto entusiasmo, ma l'entusiasmo mi sa che è finito, siamo arrivati. Continuando di questo passo penso che pure noi ci dovremmo fermare. Non è giusto, loro dovevano prendere dei provvedimenti, ci dovevano pensare prima, non dovevano aprire i confini, le regioni, dovevano aiutarci perché lavorare è un diritto. Loro se volevano che noi dovevamo chiudere dovevano mandare un contributo, non ci fanno lavorare, noi non possiamo vivere. Il lavoro è un diritto e loro non ci aiutano, quindi dovevano mandare un contributo. È una situazione molto difficile. La situazione è difficilissima, anche perché come fai? A fine mese, le bollette, la spesa, l'affitto, cioè Tutto. da chi glieli chiedi? Io per esempio non ho preso ancora la cassa integrazione ad aprile, cioè siamo a novembre. Lo stiamo affrontando con tantissime difficoltà, che almeno serva a debellare questo virus, però l'importante è che non ci abbandonano e che mandano gli aiuti che hanno promesso. L'autocertificazione, il modulo che abbiamo imparato a conoscere durante la prima fase dell'epidemia, è tornato tristemente in auge nella seconda ondata nelle regioni in cui era stato stabilito il coprifuoco. Serve per spostarsi tra comuni o regioni, ma anche di notte. C'è il servizio.
In Sicilia, che è area arancione, ci si può muovere liberamente all'interno del proprio comune, senza giustificare alcunché. L'autocertificazione è necessaria se ci si deve spostare al di fuori del proprio comune o della propria regione, ma anche di notte dalle 23 alle 5. In questa fascia oraria per uscire di casa bisogna avere una ragione valida, salute, lavoro o motivi di comprovata urgenza. Sarà inoltre necessario indicare nel modulo di autocertificazione il proprio abituale domicilio, un contatto telefonico valido, di non essere sottoposto alla misura della quarantena, ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19. Fatti salvi gli spostamenti disposti dalle autorità sanitarie, di essere consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale regolate dall'articolo 495 del Codice di procedura penale. Il modulo è lo stesso che era stato predisposto in occasione del decreto Covid del 24 ottobre e può essere scaricato sul sito del Ministero dell'Interno. L'autodichiarazione è comunque anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. In arrivo il decreto Ristori bis, scopriamo quali sono i settori che verranno maggiormente tutelati e chi rimarrà tagliato fuori. Lello Casesa. Entro le prossime 24 ore sarà pronto il decreto Ristori bis per ristorazione, turismo e famiglie. Il governo ha fatto slittare a oggi o al massimo domani il decreto per mantenere l'impegno a dare subito nuovi aiuti economici per quasi 2 miliardi, in coincidenza con le restrizioni scattate con l'ultimo DPCM. Si tratta di un lavoro molto complesso che lascerà molti scontenti e fino all'ultimo sarà limato per soddisfare le imprese con contributi a fondo perduto a tutte le categorie interessati. Saranno previsti, oltre ai sostegni di indennizzo automatico alle attività bloccate causa Covid, maggiori aiuti per le famiglie che si ritroveranno di nuovo figli studenti a casa, già alle medie. Il governo si è impegnato a trasferire i primi bonifici tra chi aveva fatto domande e ricevuto le somme in estate entro il prossimo 15 novembre, mentre per chi non l'aveva chiesto e non poteva, le imprese oltre 5 milioni di fatturato, ci sarà da attendere qualche settimana in più. Le percentuali potrebbero aumentare per alcune attività ben individuate, soprattutto nelle zone rosse, poi si spera nelle altre zone come la nostra. I settori maggiormente interessati saranno la ristorazione ed il turismo. Bar e ristoranti chiuderanno l'anno complessivamente con perdite per 26 miliardi secondo i calcoli della FIPE, mentre alberghi e strutture ricettive stanno vedendo calare il loro fatturato oltre l'88%. Gli operatori turistici in audizione ieri al Senato hanno lamentato perdite imponenti e chiedono rimborsi da 150.000 euro a 300.000. Modifiche in atto saranno previste per i codici Ateco delle attività per inserire tra i possibili sostegni anche musei, rosticcerie, pizzerie al taglio, bus turistici ed altri ancora. L'intervento economico, nonostante la sua corposità, lascerà comunque tanti scontenti, dagli ambulanti delle fiere alla filiera delle cerimonie fino ai gestori di zoo e bioparchi, parchi e divertimento. Richieste arrivano anche per altre categorie, dai co-co-co ai lavoratori domestici a chi lavora per artigiani e commercianti. Previsti inoltre aiuti alle famiglie per chi si ritroverà i figli a casa con la didattica a distanza. Già il primo decreto Ristori ha stanziato 43 milioni per i concedi al 50%, ma il governo punta a rifinanziare la misura insieme al bonus Covid per gli asili nido o la babysitter. La parola d'ordine è fare subito ed in fretta e garantire il prima possibile gli aiuti alle diverse categorie del mondo produttivo del nostro Paese. Naturalmente questa è soltanto una delle tante misure che il Comune sta adottando, anche perché ce ne sono altre che riguardano i nostri utenti, in particolare c'è l'esenzione della compartecipazione alle spese del servizio per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare anziani e il servizio di assistenza disabili, quindi dal mese di novembre al mese di dicembre sarà intanto esentata la compartecipazione.
Saranno attivate tutta una serie di attività anche tramite la Messina Social City che già durante la prima fase dell'emergenza è stata molto operativa e ha dato supporto alla popolazione, a tutta la popolazione e non soltanto ai propri utenti. Quindi anche con la Messina Social City stiamo definendo tutte le misure che aiuteranno tutta la popolazione e non soltanto gli utenti che abbiamo in carico. Il Comune è pronto a mettere sul tavolo anche le risorse che provengono dal proprio bilancio. C'è stata qualche polemica nelle scorse ore anche rispetto alla Regione, rispetto allo Stato, rispetto a quei fondi promessi e annunciati nella prima fase e che a quanto pare, come ha detto il Sindaco, ancora non tutti sono stati erogati. Ma non ci sono polemiche, ma semplici richieste che derivano da dei decreti di finanziamento che sono stati emessi dalla Regione. Noi abbiamo provveduto a rendicontare la parte regionale che abbiamo materialmente ricevuto e naturalmente chiediamo che tempestivamente ci venga erogato l'ulteriore 70% che comunque è dovuto a seguito di un decreto di finanziamento. Quindi il Comune ha voluto comunque varare lo stesso una misura importante per sostenere i bisogni alimentari dei messinesi, altri comuni non l'hanno fatto, altri ancora hanno il 30% del contributo regionale da spendere, noi l'abbiamo speso immediatamente, infatti abbiamo rendicontato perché la nostra spesa è stata già effettuata nel mese di aprile quando abbiamo varato la misura. Le utenze si avvalgono di altri fondi, noi abbiamo utilizzato i fondi della 328 per coprire le spese delle utenze e fra l'altro le spese delle utenze che riguardano le mensilità di marzo e aprile risultano tutte pagate e nel frattempo sono incominciati anche i pagamenti per quanto riguarda le locazioni. Una puntualizzazione desidero farla perché i ritardi che si sono determinati sono stati dovuti anche alle diverse imprecisioni che c'erano nelle domande. Naturalmente siccome c'era un favor, una volontà di accogliere le domande e fare in modo che i cittadini ricevessero i contributi, abbiamo cercato di fare integrare quelle parti che erano mancanti ma che comunque non inficiavano la validità della domanda. Il nuovo DPCM sacrifica i congiunti, gli affetti stabili tutelati sono solo quelli dei conviventi. C'è il servizio. Uno degli argomenti più discussi in queste ore è quello che riguarda i congiunti fuori comune. La preoccupazione infatti è che nelle zone rosse e arancioni, come lo è la Sicilia, non ci si possa incontrare con i congiunti che non abitano nello stesso comune. È dunque il caso di chi vive separato dai genitori o dai fidanzati e chiarimenti non sono ancora arrivati nemmeno nel caso dei genitori separati dai figli, anche se in questo caso, se come nel primo lockdown, le visite dovrebbero essere consentite sull'autocertificazione. Si potrebbe così indicare come motivazione una situazione di necessità, la necessità di vedere i propri figli appunto. Sono in tantissimi a fare la stessa osservazione, cioè posso prendere un mezzo pubblico, posso andare dal parrucchiere, in chiesa, ma non posso incontrare un congiunto che si trova in un altro comune? Pazzesco. Bisogna comunque ricordare che già con i DPCM precedenti, a quello del 3 novembre, che istituisce le zone gialle, arancioni e rosse, era raccomandato di non far visita a persone diverse dai conviventi, quindi in pratica anche i congiunti con i quali non si convive. Secondo quanto previsto dal nuovo DPCM, nelle zone rosse e arancioni di fatto è vietato spostarsi per incontrare i congiunti. In quelle arancioni non ci si può spostare da un comune all'altro se non per motivi di lavoro, studio, salute o comprovate necessità. In quelle rosse non ci si può muovere nemmeno nel proprio comune, se non appunto per quelle motivazioni. C'è chi fa un vero e proprio appello al Premier Conte affinché renda possibili le visite agli affetti stabili in questo periodo così difficile. Insomma, dopo la rivolta di baristi e ristoranti, ora c'è il rischio di una rivolta anche da parte degli innamorati. I vigili del fuoco protestano, chiedono di essere tutelati e venire sottoposti a tampone. Vediamo. Era ben prevedibile, i casi di positività al Covid-19 in tutta la Sicilia tra i vigili del fuoco stanno continuando ad aumentare. Ahimè non vengono messi in quarantena intere squadre per non bloccare il dispositivo di soccorso tecnico urgente, ma ancora tantissime sono le ASP che non si sono messe a disposizione per effettuare questi benedetti tamponi rapidi ai vigili del fuoco. Sappiamo e siamo coscienti che non solo noi siamo investiti da questa nuova ondata di Covid-19, la scuola, gli alunni,
nella vita quotidiana le altre forze dell'ordine sicuramente hanno la stessa difficoltà, ma bloccare intere caserme e bloccare il soccorso tecnico urgente, perché economie ce n'è poche anche per lo straordinario che ormai è diventato ordinario, pertanto la criticità aumenta e noi vogliamo e chiediamo a gran voce che il Dipartimento si attivi non soltanto con circolari e fogli di carta che quotidianamente vengono emanati, ma con fatti veri. Già noi 15 giorni fa avevamo fatto una denuncia dove era stato lanciato un allarme che poteva essere in atto una nuova ondata di Covid-19 e purtroppo pian piano sta cominciando ad avverarsi quello che avevamo pensato. Pertanto chiediamo di attivarsi immediatamente, perché noi non ci fermeremo. La salute e la salvaguardia deve essere sempre al primo posto e non può essere tralasciata assolutamente. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Identità rubata sui social e profilo in rete su un sito per incontri. È successo a Canicattì, dove una trentenne del luogo ha denunciato ai poliziotti del locale commissariato di aver ricevuto diversi messaggi su WhatsApp in cui le chiedevano esplicitamente di fare del sesso. Al via le indagini per risalire all'identità del responsabile che ha rubato il profilo della ragazza per poi spiattellarlo in un sito di incontri. La parte offesa è difesa dall'avvocato Daniele Re. Indagano i poliziotti del commissariato di Canicattì. Protesta delle emittenti radio TV locali per salvare la libertà e il pluralismo dell'informazione. A reti unificate in tutta Italia, in diretta è stata mandata in onda la riunione del tavolo di coordinamento TV 4.0 convocato dal Ministero dello Sviluppo Economico e che ha ascoltato il punto di vista delle 900 piccole e medie imprese d'Italia. Il nostro direttore Arturo Cantella. Una forte azione di protesta di respiro nazionale è stata intrapresa nella giornata di ieri dalle emittenti locali televisive e radiofoniche associate alla REA, al fine di manifestare il proprio malcontento che a causa di una politica ministeriale da parte del Ministro dello Sviluppo Economico vuole annullare in Italia il pluralismo informativo e democratico che fu la leva della nascita delle antenne locali, che grazie alla sentenza della Corte Costituzionale del 77 vide un fiorire di radio e TV locali che finalmente, dopo anni di monopolio RAI, hanno avuto la possibilità di fare da eco alle istanze del territorio locale, rendendole note. Ieri per la prima volta la nostra associazione e le emittenti collegate in tutta Italia, tra cui anche TVA Agrigento, hanno potuto trasmettere una riunione del tavolo tecnico 4.0 che si stava svolgendo presso il Ministero dello Sviluppo Economico e che vedeva come interlocutrice la sottosegretaria Liuzzi, facenti le veci del ministro Patuanelli, i vertici del Ministero, le rappresentanti nazionali delle TV e radio italiane, come la FRT di Confindustria, la Eranti Corallo di Rassignolia, quella Alpi e altre, tra cui il dottor Gabriele Betti, delegato REA al tavolo 4.0, che nella sua relazione in chat ha evidenziato il deficit di attenzione del sottosegretario Mirella Liuzzi di 5 Stelle, partite che in campagna elettorale doveva essere del cambiamento, ma oggi di fatto in peggio, diremmo, relativamente alla problematica delle emittenti locali, sulla necessità di riformare il regolamento sui contributi, su equo indennizzo per il rilascio delle frequenze, sul rifinanziamento del fondo Covid per aiutare le emittenti che hanno subito l'azzeramento della pubblicità, non ricomprese tra quelle già sostenute con il decreto rilancio di luglio, sui bandi LCN, sulla capacità trasmissiva accessibile a tutte le emittenti a prezzi calmierati. Con l'avvento del 5G le emittenti locali si vedranno espropriare le proprie frequenze sulla banda dei 700 MHz per destinarle agli operatori di rete della telefonia per lanciare il 5G, che già si sono accaparrati versando l'autocompenso all'asta che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto lo scorso anno, incassando decine di milioni di euro e che ora si debbono liberare a scapito proprio delle TV locali che attualmente vi trasmettono. Il 5D con il DVB-T2 entrerà anche nelle nuove televisive che la gente dovrà acquistare, in quanto si cambierà il sistema di trasmissione con il digitale terrestre 2, che ancora milioni di utenti non hanno e che dovranno provvedere all'acquisto.
Così anche per i nuovi cellulari, che spingerà l'utenza a sostituire gli attuali 4 e 3G con quelli di nuova generazione. Insomma, una vera rivoluzione del mondo dell'etere che farà in modo che la gente dovrà indebitarsi ancora di più in questo momento di pandemia, dove manca il lavoro e anche la certezza stessa di vivere. Le emittenti associate alla REA hanno così deciso di firmare un documento da inviare ai vertici del Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministro e ai capi gruppo parlamentari della Camera e del Senato per meglio specificare le varie problematiche che attenzioneranno anche con programmi realizzati dalle TV del circuito REA, che avranno lo scopo di informare l'opinione pubblica in un momento in cui si parla poco delle emergenze del settore. Tra i punti richiesti ribadiamo il rifinanziamento del fondo Covid-19 per quelle emittenti escluse non inserite nel regolamento del DPR 146, la possibilità di mantenere delle frequenze locali anche alle TV locali che dopo 40 anni si vedono espropriare del loro diritto a trasmettere in favore dei potentati dell'etere come Rai e Mediaset, e pochissime TV locali che resteranno in piedi. Automobili elettriche contraffatte, scattano i sequestri della Guardia di Finanza. Vediamo. 15 automobiline giocattolo contraffatte importate dalla Cina all'interno di un container. Questo il sequestro operato dai finanzieri del primo nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza di Palermo, unitamente ai funzionari dell'Ufficio delle Dogane. Il sequestro, convalidato dall'autorità giudiziaria, si riferisce, come detto, a 15 automobiline giocattolo che riproducevano indebitamente un modello riconducibile alla nota casa automobilistica Jeep. Le Fiamme Gialle hanno anche denunciato l'importatore per aver introdotto nello Stato italiano prodotti recanti segni distintivi contraffatti. In particolare, nell'ambito dell'attività di analisi dei documenti doganali delle merci in entrata o in transito, veniva segnalato un carico di automobili elettriche importate dalla Cina. Considerato il numero trasportato al paese di origine, si procedeva ad effettuare una visita merci. All'atto dell'ispezione fisica, i finanzieri hanno potuto constatare che gli chassis erano simili alla casa automobilistica prima elencata, cosicché i funzionari doganali hanno consultato la banca dati unionale Copis per contattare i periti del titolare del marchio, i quali hanno confermato la sospetta contraffazione, dichiarando che le autovetture giocattolo riproducevano fedelmente sia la maschera frontale che il design protetti dalle registrazioni di titolarità del gruppo FCA. Incendi di ottobre, dichiarato lo stato di crisi per 4 comuni del Messinese. I dettagli nel servizio. Arriva la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza da parte della regione siciliana per i comuni del Messinese che lo scorso 3 ottobre furono devastati da una serie di incendi alimentati dal fortissimo vento di scirocco. Danni ingenti si registrarono a Naso, Santo Stefano di Camastra, Reitano e Capodorlando. Palazzo d'Orlean, così come prevede la legge 13, potrà adesso intervenire con i propri fondi per ripristinare servizi essenziali danneggiati e rimuovere situazioni di pericolo provocate dai roghi, in particolare nelle zone più esposte al rischio idrogeologico. Contemporaneamente il governo Musumeci ha inoltrato al Consiglio dei Ministri analoga richiesta per ottenere aiuti economici. Le risorse necessarie, secondo una prima stima del Dipartimento regionale della Protezione Civile diretto da Salvatore Cocina, ammontano complessivamente a 15 milioni di euro. Occorre assicurare, sottolinea il presidente Musumeci, una rapida ripresa delle normali condizioni di vita e restituire serenità alla gente, oltre ad aver vissuto ore di grande apprensione, ha visto danneggiate abitazioni, fabbricati, colture e aziende. Allo stesso tempo bisogna ristabilire su quei territori le necessarie condizioni di sicurezza lì dove le fiamme hanno compromesso la stabilità degli alberi, costoni rocciosi e qualunque tipo di struttura. Dal 3 al 4 ottobre è stato calcolato, gli incendi hanno distrutto circa 450 ettari di aree boscate e quasi 1000 ettari di aree vegetazionali, oltre a migliaia di ettari di aree di interfaccia, dove hanno aggredito diverse infrastrutture pubbliche e private. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.